Mio padre è stato il creatore, assieme ad altri, del Partito d'Azione qui a Venezia. La partecipazione è stata un po' alla volta, è avvenuta un po' alla volta, finché mi trovai veramente dentro a questa attività, che naturalmente era clandestina. Si trattava in sostanza di fare da staffetta, diciamo, da staffetta. Portavo documenti, portavo plichi, roba. Nel 1943 le cose precipitano. Le cose precipitano, viene l'8 settembre, le cose si fanno sempre più difficili. Mio padre era sollecitato, diciamo, tutti i giorni ad andarsene, ma è stato uno degli ultimi a lasciare Venezia. E se ne andò. E da quel momento le cose cambiarono. Cambiarono in questo senso. Mi sentii investita di una certa responsabilità per quei poveri ragazzi militari, sbandati, abbandonati a se stessi, perché gli ufficiali se ne erano andati dalle caserme, che venivano da noi a chiedere o assistenza, consigli, cose, perché non sapevano che cosa fare, effettivamente dove andare a sbattere. Io l'ho fatto con molto piacere finché c'è stato e il denaro per aiutarli e i consigli per dire andate qui, andate lì, ed erano l'immagine dell'Italia allo sbando. Nel novembre dello stesso anno, una bella notte, mi sveglio, tirata per la manica da mia madre, e mi trovo il letto circondato da repubblichini, soldati tedeschi che frugavano nei miei cassetti. E ho capito immediatamente cosa stava succedendo. Ci siamo, ho detto. Ho dovuto vestirmi in fretta e furia davanti a loro, in silenzio, ed è cominciato un interrogatorio perché volevano sapere dove era mio padre. Interrogatorio a mia madre, a me e a mio fratello, che era giovane, aveva 17 anni, 16 anni. Il giorno dopo mi portarono alle carceri qui di naturalmente, Santa Maria Maggiore. Naturalmente non avevo aperto bocca, non avevo detto niente, loro capirono, nonostante le minacce, ti facciamo questo, ti facciamo quell'altro, ti mandiamo in Germania, io chiaramente non ho parlato. A Santa Maria Maggiore ho passato una decina di giorni ed è stata un'esperienza di vita. Mio fratello l'avevano mandato alle Zattere, in un istituto, vestito con una divisa, rappato in testa, quasi non lo riconoscevo. E lì siamo tornati a casa. E siamo tornati tutti e due cambiati. Mio padre a Roma viene preso e portato a Via Tasso. Quella era l'anticamera della morte, difatti molti di Via Tasso furono portati alle Fosse Ardeatine, quando ci fu la storia. Mio padre riuscì a fuggire da Via Tasso, calandosi, non so neanche io come, dal quinto piano e usando delle lenzuola che lui era riuscito a vedere in una stanza, perché si era procurato una chiave rudimentale che apriva la sua cella.
Queste lenzuola venivano dalla Spagna, era Francisco Franco che le mandava in regalo a Mussolini ed erano lì assieme ad altre robe. Assieme ad altri due si è calato alle 4 del mattino giù dal quinto piano di Via Tasso. Mio fratello a un certo punto scappa, va via assieme a un altro compagno perché voleva raggiungere i partigiani sul Grappa. È stato terribile rimanere noi due soli, mamma e io, senza il fratello, senza sapere niente del fratello. Sono stati mesi terribili per via purtroppo di una spiata. Mio padre, assieme ad altri, viene preso a Padova dalla banda Carità, famosa, famigerata banda Carità. Torturato. A Palazzo Giusti portato. Palazzo Giusti, torturato e naturalmente non parla. Abbiamo passato dei mesi terribili, terribili, in attesa della liberazione. E un bel giorno mio padre suona il campanello e torna. Torna e noi tre abbiamo iniziato l'attesa di mio fratello. La guerra era finita, tutti tornavano, ma mio fratello non è tornato. Ed è stato terribile, è stato il prezzo tremendo che abbiamo pagato. Mio padre aderì subito al movimento, ricontattò, rimpaginò tutta la politica qui, ebbe la medaglia d'argento per il valore partigiano e ce l'ho ancora la fotografia, è una bella foto, ci sono io. Ripreso la mia attività politica, facevo parte dell'UDI e ho anche organizzato un congresso qui a Venezia dell'UDI. Ricordo che la mia attività era soprattutto per i bambini. Arrivavano bambini dal Cavarzerano dopo la disgrazia dell'alluvione, assieme ad Anna Drudi. Ci occupavamo molto di questa cosa qua e trovavamo le famiglie a cui dare i bambini in affido e cose queste. È stato un periodo molto attivo. Ti resta dentro un'eredità di valori, di cose vissute giorno per giorno che danno veramente una spinta formidabile e ti preparano alla vita. Sei pronta a fare le tue scelte e soprattutto a parlare con i giovani per farli capire. Questo è importante, questo è molto importante. Far capire ai giovani che quello che è stato, quello che abbiamo vissuto, ha un valore enorme per costruire uno Stato, per costruire una nazione nuova. Molti giovani di adesso sono molto partecipi, sono preparati a capire e a loro mando un augurio meraviglioso e affettuoso.